Dopo il momento di condivisione e auguri della cena del 2 dicembre, i Service Club della diocesi hanno consegnato il ricavato della serata, 3.125 euro in buoni acquisto per le derrate alimentari, a Pane Nostro, progetto di solidarietà alimentare che si occuperà di distribuire le derrate. Sono stati consegnati dei buoni spesa che possiamo utilizzare per la realtà che è presente a Santa Margherita, Pane Nostro, che è una realtà della Caritas cittadina dove aiutiamo le persone in difficoltà, in modo particolare le famiglie, le persone di passaggio, dove possono venire a ritirare la spesa. E questo è un segno dentro la nostra città che aiuta a riscoprire e ad accogliere l'altro, anche attraverso le sue difficoltà. Il service natalizio continua così la sua esperienza, tra cambiamenti e nuove connessioni. Si rinforza il legame con il territorio e le diverse associazioni, 29 quelle che hanno partecipato quest'anno, affrontando insieme le difficoltà. Siamo riusciti a passare indenni alle forche caudine del Covid perché siamo giunti alla 11ª edizione in 12 anni, ci siamo fermati solo nel 2020, abbiamo fatto un ricavato di 3.125 euro e ottenuto dai supermercati presso i quali abbiamo trasformato questi 3.125 euro in buoni acquisto delle derrate alimentari, quindi buoni acquisto e derrate alimentari saranno distribuite alle famiglie. Noi abbiamo iniziato con una cosa molto più semplice che era di conoscere il nostro vescovo. Siamo riusciti a andare avanti col fatto di dire una cena deve essere qualcosa di benefico. Diciamo che sul territorio non era mai esistita una cosa così complessa e così completa, perché tutti i club di service hanno risposto presente e anche quest'anno con delle difficoltà notevoli perché purtroppo spariscono le mense, spariscono purtroppo anche i frati. Abbiamo però l'esempio a Santa Margherita con Don Valerio che ci ha dato una grossa mano. Il risvolto è positivo per tutti, unendo le forze si può fare. Il collaborare, il lavorare insieme porta dei frutti belli e questo ci insegna che oggi più che mai occorre fare rete insieme dove ognuno di noi può mettere il suo pezzettino.